Ciao ragazzi, oggi la notizia è ufficiale. Oggi, giovedì 14 maggio 2020, Carlos Sainz Jr. è ufficialmente un pilota Ferrari. Pochi giorni fa, infatti, Sebastian Vettel ha deciso che a fine del 2020 la sua carriera in Ferrari terminerà. Io mi domando già, quale sarà il futuro di Sebastian Vettel? Smetterà? Prenderà un anno sabbatico, vorrà stare con la sua famiglia? Oppure continuerà con il team Renault? Oppure firmerà un contratto con la Mercedes? L'intenzione per Sebastian Vettel di correre con Mercedes è alta. O farà come Michael Schumacher, si ritirerà in Ferrari, qualche anno sabbatico e ricomincerà in Mercedes, oppure sarà una notizia bomba veramente il passaggio dalla Ferrari alla Mercedes. La pressione per Vettel, soprattutto nel 2019, è stata alta. Vedere Charles Leclerc fare un boom così, pochi se lo aspettavano. Devo dire la verità. Pensavo che Vettel nel 2019 potesse raccogliere i frutti che non raccolse nel 2017 e nel 2018. Ma torniamo a noi. Carlos Sainz Jr. nasce il 1 settembre 1994 in Spagna, esattamente 123 giorni dopo l'incidente del suo idolo Ayrton Senna al Gran Premio di Imola alla curva del Tamburello. Carlos Sainz, Carlo di Spagna, con Carlo Charles il Monegasco, formeranno la coppia piloti Ferrari più giovane degli ultimi 50 anni. Carlos Sainz Jr. è un figlio d'arte. Infatti il papà, Carlos Sainz Sr., vinse ben 2 mondiali WRC, 2 mondiali rally, uno nel 1990 e l'altro nel 1992. Per Mattia Binotto, Carlos Sainz è un pilota valido, soprattutto perché porta la macchina al traguardo. Ed è una cosa validissima, soprattutto nella Formula 1 moderna, cosa che purtroppo non faceva Gilles Villeneuve, se ci pensiamo, no? Carlos Sainz è il terzo pilota spagnolo per la Ferrari, dopo De Portago e Fernando Alonso. Memorabile è per Carlos Sainz la rimonta al Gran Premio del Brasile al circuito di Interlagos Carlos Pace nel 2019. Partito 20°, taglia il traguardo quarto. Lewis Hamilton, terzo in quella gara, fu penalizzato di 5 secondi. Carlos Sainz Jr. quindi divenne terzo. Il trofeo che vinse in quella gara oggi si trova nella scuderia McLaren. Vi lascio con 2 domande e poi vi voglio dire chi avrei visto bene anche al posto di Carlos Sainz. 1. Secondo voi sarà un valido scudiero Carlos Sainz per Charles Leclerc, ovvero, mi spiego meglio, sarà un maggiordomo oppure terrà il piede giù fino alla fine anche lo spagnolo? Io li vedo 2 galli nel pollaio, stiamo bene attenti. Secondo, Sebastian Vettel da separato in casa nel 2020, appena ripartirà la stagione, conquisterà il titolo? Avrà la motivazione valida per portare il titolo di campione del mondo e il titolo costruttori a Maranello? Ma io la vedrei bene questa situazione. Vi dicevo, come sostituto al posto di Seb in quel sedile, avrei visto soprattutto 2 piloti. Lando Norris perché con i kart fa numeri spaventosi e soprattutto per la simpatia e perché se lo merita davvero, Daniel Ricciardo. Uno perché ha
origini italiane, quindi vedere un pilota di origini italiane in una macchina italiana fa un certo che. E secondo perché in questi anni in Formula 1 ha dimostrato di meritare quel sedile Ferrari. È vestito di rosso, io e penso anche voi lo vedreste bene, giusto? Ecco, queste sono le mie considerazioni e qualche aneddoto come i 123 giorni che separano il suo idolo Senna dalla nascita di Carlos Sainz Jr. in questo video. Apro e chiudo una parentesi. Questo video è stato girato interamente dal mio smartphone e montato sempre dal mio smartphone. I video precedenti, quelli che avete visto, montati da GoPro, scusate, girati da GoPro e montati dal mio computer. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, lasciate quindi un bel like, iscrivetevi al canale perché si parlerà di molto, soprattutto di sport, motorsport, Formula 1, MotoGP, ciclismo, atletica, anche di calcio, perché no? Quindi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao da Manuel Cosimo Muia, Johnny 3. Incrociamo le dita per questa Ferrari e al prossimo video. Ciao!